io avevo consegnato l'intervento scritto, pensavo di non dover parlare, quindi sono 3 minuti, velocissimo. Mi è piaciuto molto il titolo, l'avevo detto subito a Giorgio Carta, cioè nella sua sequenza, la situazione. Lasciamelo dire adesso, io anche fare la rivelazione. Il titolo nel senso, nella sequenza, istruzione, sviluppo e crisi delle rappresentanze. E sono partito nell'intervento che ho mandato poi da 2 considerazioni. Una frase di Gramsci, nella polemica contro la riforma gentile, che polemizzava, per l'attacco naturalmente, contro la riforma gentile anche per il fatto che puntava molto sulla la professionalizzazione dell'istruzione e diceva invece che compito della cultura per i giovanetti era quello di fornire i mezzi perché il giovane, diventando adulto, avesse la possibilità di conoscere e di dirigere e di controllare chi dirige. Un secondo elemento che ho citato all'inizio era una vicenda che ho vissuto personalmente tanti anni fa, all'inizio degli anni 80, in una delegazione ufficiale in California, paese quindi di 40 milioni di abitanti, quindi di grande importanza, e ricordo questi 2 particolari che sono collegati poi al ragionamento che ho sviluppato, che riprendo proprio sinteticamente qui. Eravamo andati una mattina a visitare Palo Alto e la guida, diciamo, la persona che ci accompagnava indicava i plessi non con prima di indicarli con il nome, diciamo, dei dipartimenti, diceva qui ci sono 3 premi Nobel, in quest'altro plesso ce ne sono 4, quindi 2 e così via. Quindi l'esaltazione anche della competenza, della conoscenza, eccetera. Il giorno dopo dovevamo essere ricevuti, prima di essere ricevuti dal ministro dell'agricoltura, ripeto, un paese come la California, quindi per una delegazione regionale, ufficiale, era anche un aspetto importante, e ci avvertì quasi timidamente, ci pregherei durante l'incontro di attenervi alla competenza del ministro, perché altrimenti potreste mettervi in difficoltà. Allora, ho voluto citare questi 2 aspetti perché a mio avviso la riflessione, l'istruzione come strumento fondamentale per lo sviluppo e per la rappresentanza deve anche farci affrontare i problemi non soltanto nelle soluzioni immediate. Questo riguarda non solo la Sardegna o l'Italia, ma riguarda tutti quanti noi, perché una parte rilevante della crisi della rappresentanza e della crisi anche dei processi di sviluppo sta nel fatto, a mio avviso, che cresce la sfiducia, nel senso che ci si ferma alla crisi di questo processo di sviluppo, alla crisi diciamo di come governare le difficoltà che abbiamo, e la percezione della mancanza di alternative è l'elemento che rende più forte la crisi della rappresentanza, perché la rappresentanza deve essere la capacità di risolvere i problemi avendo delle visioni. E allora io voglio fare, se noi pensiamo, che so, al fenomeno della globalizzazione, che doveva essere, o si diceva, è il mezzo per far crescere la ricchezza, e ha creato, sappiamo invece, il fenomeno delle diseguaglianze. Pensiamo al fenomeno dell'immigrazione, che percepiamo nelle difficoltà che ovviamente ci sono, ma ci rifiutiamo di affrontare i problemi più globali. Non sono soltanto diciamo quelle parti populistiche di tutti i paesi. Se penso all'Inghilterra, che si è fatto una leggera marcia indietro, che è passata al no agli stranieri, quindi all'euro. Non si affronta il problema del come affrontare diciamo, le questioni di sviluppo in Europa, ci si ferma al no all'euro, no all'immigrazione, no alla globalizzazione. Allora io chiudo su questo. Anche la Sardegna può valere come esempio più generale, ha avuto nella sua storia, in 70 anni ormai di autonomia, attraversato momenti altalenanti di crisi e di progetti di soluzione. In fondo, il primo piano di rinascita avvenne e fu presentato come attuazione dell'articolo 13 dello Statuto dopo una crisi epocale della nostra regione. Un terzo degli abitanti, 500.000, chi ha i capelli bianchi come me, ricorda i 500.000 emigrati. E non entro nella valutazione dei contenuti, ma l'idea qual era? Era quella di
di incentivare le politiche di industrializzazione. Non entro nella valutazione di quel processo, però c'era una risposta che suscitò consensi anche trasversali. Anche il secondo piano di rinascita, sto parlando di 12-13 anni dopo, io vengo da quelle aree tra l'altro, che partiva dalla crisi delle zone interne e prospettò per esempio il tema della riforma delle terre e così via. Negli anni 90 gli interventi per quanto riguarda l'innovazione, negli primi anni 2000 le questioni per esempio legate all'ambiente, al territorio, temi che 20 anni prima non erano all'ordine del giorno. In tutte queste fasi furono oggetto di discussione creativa, di progetti, di progettazione. Ecco, oggi, ne ha parlato Ciarlo, c'è una crisi profonda dei partiti che dovrebbero essere, secondo la Costituzione, sono totalmente d'accordo con quello che sottolineavi tu, come definiti nella Costituzione, cioè il modo associare le persone perché contribuiscano al governo del Paese. Ecco, oggi, ed è un discorso generale, possiamo dire che le grandi scelte che anche a livello nazionale o regionale sono state fatte, e anche qui non entro nel merito, penso alla riforma per esempio dell'ASL unica, oppure al ragionamento che si sta facendo sui cambi relativamente al master MBA, al rapporto cioè tra formazione di alto livello e offerta di lavoro. Ecco, su queste cose si può davvero dire che c'è una discussione nei partiti? Non c'è una discussione, non c'è uno sforzo di avere una visione, un progetto, e il nodo è questo. Lo estendiamo a livello nazionale, lo estendiamo a livello internazionale per immigrazione e globalizzazione, ma è questo, non c'è sforzo creativo. E allora una rappresentanza senza progettualità è chiaro che non può creare fiducia. I no servono, vanno anche, ma sono la premessa, ma quello che occorre è capacità di pensare e di progettare. E quindi se non c'è una riforma che parta anche dalle forme organizzate dove si discute e si crea, io penso che sia difficile risolvere i problemi. In questo senso la connessione tra istruzione come competenza generale, come creazione di capacità di pensare, no? sia assolutamente attuale, e lo sforzo che deve essere fatto è questo. Il ragionamento che ho cercato di sviluppare in maniera più compiuta nel cosa che ho mandato all'associazione degli ex parlamentari, ho cercato di sintetizzarlo